Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini per questa conferenza stampa di presentazione del Palio dei Bisnenti del 2026. Siamo qui perché questo, alla fine, quando scoprirete esattamente la storia di questo palio, capirete che siamo nel posto giusto, più magari che per altre manifestazioni, per presentare questo palio che racconta una vicenda storica, rievoca un tratto della nostra storia durante la Repubblica Serenissima, che poi andremo appunto a meglio esplicitare con gli ospiti che oggi sono qui con noi a Palazzo Ferrofini per parlarci di questo palio che è arrivato alla 24esima edizione, quindi è un palio che ha anche una storia che ovviamente si inizia a essere connaturata con quella del comune di Giavera, ma un palio che è capace di coinvolgere non solo la popolazione, poi sentiremo anche in quali termini, con quale pregnanza, non solo la popolazione di Giavera, ma anche la popolazione, diciamo, attorno dell'intero Montello e fare in modo che questa vicenda storica, che questa rievocazione, ecco, sia conosciuta anche da le persone non per forza residenti e cittadini di Giavera del Montello. Io farò una brevissima diciamo, percorso storico dicendo che questi bisnenti erano persone che erano state private di tutto quello che avevano era la possibilità di, perché proprietari o perché gli era comunque data la concessione, di avere la legna del bosco del Montello, fino a quando appunto la Serenissima decise di esautorarli da questa possibilità per delle ragioni di ordine pubblico, e più che di ordine pubblico, di necessità pubblica, cioè del fatto che la legna doveva servire non più a loro per il loro autoconsumo o per la commercializzazione, ma per costruire navi, remi e tutto ciò che sappiamo costituiva la flotta della Serenissima, che è stata, diciamo, una delle armate che più ha, insomma, nei secoli prodotto vicende che ancora oggi si narrano. E quindi queste persone si sono trovate nella condizione di non avere più di che vivere, quindi essere i bisnenti in questo senso, cioè gente che non aveva più niente, che non aveva più niente di cui vivere, e raccontare la vicenda di come queste persone in questo modo si sono industriate per poter far vivere in qualche modo ancora la loro famiglia e poter dar da mangiare ai loro figli, nonostante questo evento che gli era capitato tra Coppa e Collo. Allora io che insomma sono anche curioso di sapere un po' di più di questa vicenda della nostra storia così particolare, e che oggi possiamo porre all'attenzione di più persone, vorrei invitare qui al podio intanto il sindaco di Giavera del Montello, Andrea Maccari, che, diciamo, rappresenta l'amministrazione che collabora da anni, negli ultimi anni in maniera molto fattiva, mi dicono, con l'associazione Palio, per portarci i suoi saluti e raccontarci un po' di più di come i cittadini vivono, di quale occasione sia questa per fare comunità, per raccontare ai ragazzi la nostra storia, per fare aggregazione, per non disperdere quella coesione sociale che purtroppo in tante altre parti anche del nostro Veneto stiamo perdendo, e di come invece attraverso questa occasione, questa manifestazione, si cerchi di invertire una rotta. Prego, Sindaco. Grazie. Funziona adesso? Ok. Grazie, consigliere. Ringrazio lei e il Presidente Stefani per l'opportunità che avete dato al Palio, ma perché anche il Palio di Giavara ha proprio un collegamento con Venezia, è una
un segnale forte di identità veneta. Di identità veneta nel senso che, accennava lei prima, che i bisnenti sono stati, diciamo, c'era la necessità insomma di servire la Serenissima e quindi sono stati resi in povertà proprio per usufruire del legname del nostro Montello per costruire l'arsenale, che poi serviva anche a difendere il territorio, avevano un fine insomma un fine di difesa del territorio della Serenissima, e hanno ridotto in povertà questi abitanti, ma come è nostra buona abitudine insomma nel nostro territorio veneto, in questi territori si sono saputi districare, hanno saputo reagire e ricostruire una comunità che adesso è Giavara, ma è tutta l'area montelliana, perché sono le nostre radici, ed è importante che noi dalle nostre radici possiamo poi capire e tirare fuori quei valori che creano comunità. E ringrazio il Palio e il Presidente Giuseppe Possagno che è qua e tutto lo staff, perché in 24 anni, in una competizione che fa sicuramente sport, sicuramente aggregazione, sicuramente cultura, ha saputo costruire un palio che raffigura, perché un palio non è solo un palio diciamo di fatica, che sicuramente ce n'è, ma è anche un palio che raffigura una storicità, un palio tecnico in cui si può vedere proprio i bisnenti, come si comportava la provvederia, che cercava insomma di limitare diciamo, i furti di legname che erano sopravvivenza per quei bisnenti, e quindi in tutto il palio in sé insomma si può ritrovare quella storicità che poi è quella che ci ha costruito la nostra cultura e che ci sta tutt'oggi diciamo, sostenendo su quei valori che ancora abbiamo, che non è tanto di disticarsi e trovare quel valore, ma è quel valore di comunità che anche allora e come adesso continua a essere forte. E quindi è giusto che come amministrazione supportiamo il palio in tutto e per tutto. Come diceva lei, insomma, abbiamo dato in questi ultimi anni un implemento superiore, perché poi diventa comunità nella comunità, riusciamo ad aggregare anche i comuni vicini, che ringrazio, riusciamo a valorizzare un territorio e non un comune, ma un territorio che ha un perimetro maggiore anche di condivisione e di forza, e vogliamo usare anche il palio come turismo, perché è giusto anche far vedere le nostre zone, le nostre tipicità, la nostra enogastronomia, insomma diventa un mezzo per raccogliere tanti fini, che il primo per un sindaco e per un'amministrazione è quello di aggregare la comunità, tirarla fuori, portare anche quel pizzico di competitività che già ho visto si sta già concretizzando con degli episodi simpatici, ma che comunque fanno vedere che comincia a essere quel pizzo di competitività che è la leva, se è sana, di tenerli uniti, di tenerli vivi e di dare qualcosa in più alla comunità in modo proprio di sentirsi identità. Che dire inoltre di questo? Poi sicuramente ci sono degli altri miei colleghi e continueremo ad andare sullo specifico del palio proprio per far capire la relazione con Venezia, e dico qua la lancio, poi magari ne parliamo con calma, visto che il prossimo anno è il 25esimo del palio, magari tirar fuori qualcosa in cui si veda questa relazione a Venezia e discutere un attimo con Venezia, visto che abbiamo qualche legname del Montello, il nostro Montello qua, che sostiene Venezia oltre all'arsenale, quindi vista questa relazione, questa continuità, magari nel prossimo anno, che è il 25esimo, magari rafforzare il legame con Venezia con qualche attività fatta insieme. Noi a Giavara siamo aperti a questo e la lancio come prossima sfida. Io vi ringrazierei ancora, perché è un'opportunità grande di far vedere e di avere anche le persone del territorio, non solo di Giavara, ma anche insomma, tutta la regione e chi vuole venire a vederlo, perché è veramente una 3 giorni bella, intensa, e anche in cui si possono capire veramente le nostre radici. Grazie ancora e buon palio a tutti. Grazie Sindaco per le sue parole e anche per il fatto che vedo che, come insomma sono gli amministratori della nostra terra, non avete finito neanche il palio dei 24 anni, state già pensando a cosa fare per i 25, e questo testimonia insomma, ecco, il grande attaccamento e il modo con cui fate amministrazione. Io vorrei che al podio adesso
succedesse a lei, sindaco, Valentina Longo, assessore alla cultura, perché ci sono manifestazioni collaterali insomma, di pregnanza culturale attorno a questa attorno al palio che prevede delle sfide, delle gare ludiche, però ci sono anche occasioni di conoscere la propria storia e credo che lei, Assessore, le abbia curate in modo particolare. Se ce ne vuole parlare, siamo qui per ascoltarla. Grazie consigliere Barbisan, buongiorno a tutti. Volevo aggiungermi ai ringraziamenti del Sindaco, alla Regione per l'ospitalità e anche per l'attenzione che dedica alle manifestazioni che in qualche modo custodiscono e valorizzano l'identità dei nostri territori. L'amministrazione comunale di Giavera, come ricordava il nostro sindaco, con orgoglio sostiene il Palio dei Bisnenti, che quest'anno appunto è la sua 24esima edizione. È un appuntamento che negli anni è diventato più di una competizione sportiva, perché prima di tutto racconta una storia. Ed è appunto la storia dei bisnenti. Come diceva bene lei, consigliere, ci chiedono spesso cosa significa bisnenti. È una parola che ricorda il nostro dialetto, quindi bis, nienti, 2 volte niente, perché erano diciamo, gli uomini più poveri del nostro territorio, i boscaioli, i contadini, i braccianti, persone che vivevano quindi ai margini della società e che per sfamare la propria famiglia erano costrette ad entrare nel bosco e sottrarre la legna, sfidando quindi le guardie, sfidando tutti. E questo richiama appunto la condizione di estrema povertà in cui si trovavano. E quindi è una pagina della nostra storia. E il Palio appunto proprio da questa storia è nato nel 2001. Nasce l'idea di trasformare una storia che era poco conosciuta in una grande festa popolare, capace di far incontrare quindi le persone e capace di trasmettere poi anche alle nuove generazioni questa storia in modo che non vada perduta. E come amministrazione, con appunto il sindaco, questa è l'idea, cioè farla crescere sempre di più. Abbiamo scelto di costruire un percorso culturale attorno a questo palio, quindi prima del palio, delle 3 giornate di palio che quest'anno saranno appunto 24, 25 e 26, abbiamo organizzato 2 serate, una c'è già stata l'11 luglio che era la presentazione ufficiale delle squadre e poi ne avremo una il 21 luglio che è una serata culturale dedicata anche alla presentazione di drappi storici, quindi verranno presentati i drappi del passato. E assieme ai drappi vengono presentate anche delle stampe storiche. Queste stampe raccontano di quelli che erano gli avvisi della Serenissima, del Regno Lombardo-Veneto e poi del Regno d'Italia, di come il Bosco Montello fosse un patrimonio prezioso, strettamente controllato e come la vita dei bisnenti fosse strettamente connessa con questo bosco. Una quindi diciamo manifestazione che riesce a far dialogare questi documenti storici, la memoria collettiva e la partecipazione della nostra comunità. E quindi non è solo una gara, ma è un momento anche per noi di cultura. La cultura vive anche nelle tradizioni che devono essere poi trasmesse ai nostri giovani ed è questo che è l'aspetto che emoziona il nostro palio e che lo contraddistingue anche rispetto ad altri, perché noi coinvolgiamo varie fasce d'età. Partiamo dagli esordienti che vanno dai 5 ai 9 anni, quindi piccole bambine e bambini che sfilano, che gareggiano anche loro. Poi abbiamo i piccoli bisnenti che sono dai 10 ai 16 anni, le paesane e i bisnenti, la vera memoria storica di questa gara. Vi lascio con alcuni numeri di quest'anno. Quest'anno avremo 8 squadre del Palio dei Bisnenti, 3 squadre di paesane, 6 squadre di esordienti, 7 squadre di piccoli bisnenti e 9 squadre del Taglio de Agadia, che dopo il presidente dell'ente Palio spiegherà cos'è. In totale siamo a 209 iscritti
e la particolarità è che dal 2001 ad oggi hanno partecipato 1300 persone diverse. Quindi un grande numero. E il Palio è stato capace anche di creare un collegamento di rete anche con le associazioni del territorio, e in particolare quest'anno hanno collaborato la Sartoria Sociale, con cui il Palio, l'ente Palio, ha fatto rifare tutte le bandiere che sono esposte nel paese e anche degli abiti storici. Quindi è un esempio, diciamo, di come cultura, storia e inclusione sociale possano lavorare insieme. Io ringrazio anch'io l'Ente Palio con il suo presidente per averci coinvolto, e siamo appunto contenti di continuare su questo percorso negli anni e di ampliarlo sempre di più. E concludo con un augurio: che questo Palio sia, diciamo, un Palio che riesca come ogni anno, ma che lasci poi anche nelle persone non solo l'idea di una gara e di una corsa, ma lasci dentro anche l'idea che c'è una comunità che vuole ricordare il passato, dare una dignità, perché ricordiamo c'è stata tanto sacrificio, sofferenza dietro a questo passato, e però che sia anche un grande momento di festa per tutti quanti. Quindi grazie ancora e vi invito a Giavera del Montello. Grazie. Grazie Assessore per le sue parole. Allora è stato più volte evocato e ringraziato il Presidente dell'Ente Palio Giuseppe Possagno, che invito al podio per rivolgerci il suo saluto, e dopo, Presidente, ascolteremo quello che vorrà dirci. E la mia domanda è: come si fa in un comune anche piccolo, di dimensioni non troppo grandi, riuscire a creare questo coinvolgimento, specialmente nei confronti dei ragazzi più giovani, che pare abbiano 1000 distrazioni in più rispetto a quelle di competere a una rievocazione storica che riguarda fatti di 200-300 anni fa? Come siete riusciti ad avere questa partecipazione, ad avere anche, immagino che intorno a lei ci sia una folta schiera di volontari, di veri volontari, e che le danno una mano e che insomma l'aiutano in tutto. E qual è il segreto di questa partecipazione, di questa vicinanza, di questo attaccamento? Perché può essere l'esempio per molte altre realtà che hanno una storia, diciamo, simile dal punto di vista di quanto è vicina, no? Alla storia del proprio paese, ma che non riescono ad avere il successo che avete avuto voi, o che pure negli anni, anche a causa il Covid, causa un po' la disgregazione del tessuto sociale, via via sono manifestazioni che purtroppo sono andate appunto via via scemando. Invece la vostra è una storia di successo, una storia che insomma ci fa intravedere la possibilità di farne tanti altri di questi pali. Ecco, se ci vuole raccontare qual è il segreto del vostro successo. Allora, innanzitutto ringrazio lei, consigliere Barbisan, per l'opportunità che ci date come Palio per allargare, chiamiamola la pubblicità, ma soprattutto la conoscenza che a Giavera c'è il Palio dei Bisnenti. Allora, la motivazione principale diciamo, di quello che era il Comitato Palio, da quest'anno è diventato l'Ente Palio, è la voglia di fare. Cioè, ci servono delle persone che hanno voglia di fare, comunque indipendentemente, senza secondi fini. Ed è quello un po' che è successo. Io adesso vi racconterò un po' la storia specifica del Palio dei Bisnenti, perché dei Bisnenti è già stato parlato, è già stato, diciamo, discusso. Allora, io sono la memoria storica del Palio, perché sono, insieme a un'altra persona, l'ideatore 26 anni fa, vi spiego perché 26, della prima edizione del 2001. Abbiamo avuto un'interruzione appunto nel 2020 per il Covid, avevamo preparato la 20ª edizione, abbiamo dovuto fermare tutto, però ce n'è una 25ª che non abbiamo conteggiato, perché nel 2020
21 abbiamo voluto fare un palio senza classifica, quindi non compreso nelle 24 edizioni, che l'abbiamo intitolato Un palio per ripartire. La situazione è stata molto buona perché la gente finalmente riusciva ad uscire dalle case, capiva che forse c'era un futuro e la cosa ha funzionato tantissimo. Anche gli altri pali della nostra zona ci hanno ringraziato perché dire questo è un bel segno, no, di ripartenza. Allora, io mi sono segnato un po' di cose perché non voglio saltare dei passaggi per farvi capire appunto il palio dei bisnenti. Abbiamo detto come è stato ideato. L'idea generica iniziale, scusate, del 2001 era quella di animare il paese e dire, visto che la sagra in quegli anni era quello che era, no? Sì, c'era, durava 1, 2, 3, al massimo 3 giorni, abbiamo detto con la persona appunto che era con me agli inizi, bisogna fare qualcosa per far uscire la gente di casa, per fare 4 ciacole, come si dice, oppure per farsi trovare in situazioni in cui si discute di tutto e di niente, magari davanti a un buon bicchiere di vino si mangia una salsiccia, no, ecco. E lì abbiamo cominciato a dire cosa potremmo fare? Potremmo fare delle feste, dei giochi, delle animazioni, delle corse podistiche, no? Cioè, però non ci girava bene, no, questa cosa, e siamo arrivati appunto, diciamo, ispirati, se vogliamo, da un libro di Gian Domenico Mazzoccato, Il Bosco Veneziano, dove in un capitolo si parla proprio di un tale Beniamino Barro, che di fatto alla fine era veramente uno dei bisnenti, che abitava vicino alla Brentella, no, del Montello, e tra l'altro nel secondo capitolo c'è proprio un passaggio in cui si dice che lui passava questa passerella di legno la notte, chiaramente, sulla Brentella, e andava a rubare della legna e se la portava a casa, cercando di eludere guardie o gendarmi, perché sennò sarebbe andato in prigione, chiaramente. A quel punto, scelta la strada del Palio, il percorso, e quindi bisognava decidere che tipo di percorso. A Giavera abbiamo due strade storiche, via Vittoria e via Bolè. Ce ne sono altre, però queste sono le due. Vi do un aneddoto, non so, in quegli anni, quindi sto parlando di 50 anni fa, 60 anni fa, quando si andava a messa, o quando andavano a messa, anche se anch'io purtroppo ho già una buona età, a sinistra c'era via Bolè e a destra via Vittoria. Assolutamente non dovevano scambiarsi, questo per dire la rivalità all'interno del paese. Per farla breve, abbiamo deciso di partire da una zona storica, quindi la Provvederia, le carceri. Allora, la Provvederia è stata restaurata, mentre le carceri sono ancora allo stato, diciamo, se vogliamo, di 150 anni fa. Piazza Agnoletti, abbiamo detto partiamo da qui, che è l'arrivo di via Vittoria, facciamo un tratto di strada che è quella, diciamo, lo stradone del Bosco, per intenderci, e ne usciamo in via Bolè, quindi toccando tutte e due le strade, per arrivare al centro del paese. Questo era un po' il percorso che abbiamo deciso. Poi c'era da definire l'analogia con i bisnenti. Allora, partiamo da Piazza Agnoletti. Si fa il primo tratto e si arriva ai margini del bosco, del Montello, e lì c'è una guardia, perché una volta c'erano le guardie che proteggevano il Montello. Come si fa a passare? Allora c'erano le donne che andavano a intrattenere le guardie. Noi nella gara abbiamo detto, bene, c'è una ragazza che va a incappucciare una guardia che simbolicamente copre la guardia e il carro a quel punto può passare. Lungo la strada, allo stradone del Bosco, ci sono 4 fermate che simboleggiano il rubare la legna, quindi su ogni fermata ci si ferma, si carica simbolicamente un legno e poi si riparte. Alla fine, diciamo, dello stradone del Bosco si viene verso via Bolè e lì c'è la seconda guardia, perché all'uscita del bosco anche lì c'erano le guardie, quindi seconda ragazza che va a incappucciare. Arrivati, se vogliamo, nel centro del paese, 4 fermate di scarico che simboleggiavano il fatto che o lo porto a casa mia oppure lo porto da chi ha bisogno, e poi il legno chiaramente serviva o per scaldarsi o per merce di scambio, per altri alimenti o altri prodotti, perché la gente non aveva niente con cui vivere in pratica. E questa è stata alla fine la costruzione del palio. Vi do
Vi dico quanto eravamo indecisi in quell'anno, nel 2001. Fatto il primo tratto di salita c'era una discesa e su quella discesa abbiamo detto mamma mia, ma se il carro si muove diventa pericoloso. Allora abbiamo inventato i cugni. Quando si arriva alle fermate bisogna mettere giù i cugni. Naturalmente tutte queste cose che durante il percorso succedevano hanno generato un regolamento e per ogni infrazione abbiamo generato anche delle penalità che si trasformavano in minuti di penalità. Allora, la prima edizione è stata quella del 2001. In pratica 5 squadre partecipanti, tutte del paese di Giavera, quindi via Vittoria, via Bolè, Santi Angeli, insomma, quindi comunque borgate di Giavera. Era di prova perché abbiamo detto vediamo se va o non va. In realtà è successo questo, che per i successivi 6 o 7 anni al Palio e di conseguenza alla Sagra, perché facciamo il Palio in concomitanza della Sagra, di anno in anno per 6-7 volte le presenze si sono raddoppiate continuamente, quindi abbiamo messo in crisi la Sagra perché ogni volta doveva fare un capannone più grande, una cucina più grande, e questo è stato un successone. Considerate che poi già alla seconda edizione le squadre sono diventate 7 e alla terza edizione sono diventate 8, compreso appunto a questo punto altri paesi. Allora in quegli anni è arrivato Volpago, Nervesa, Santa Croce e poi successivamente anche Montebelluna e Camalò. Poi, come si dice, l'appetito viene mangiando. Nel 2004 abbiamo inserito il taglio di Agadia del sabato sera, che voleva simboleggiare diciamo di giorno taglio gli alberi, taglio le gadie e le nascondo in modo che poi la sera o la notte dopo scusate, vado a rubarle. Perfetto, questo è il filmato del taglio di Agadia. Io adesso vi spiego, e diciamo che nell'ultimo anno l'ho fatto più di una volta. C'è un carro che parte, la ragazza va a incappucciare una guardia al centro del prato, eccola qui che incappuccia, parte il carro e si ferma su una zona specifica. A quel punto i paesani vanno dalla Gadia, che è posta in senso verticale, fanno obbligatoriamente il primo taglio in verticale e poi ne fanno altri 2 quando la Gadia cade. I 4 pezzi devono essere rimessi sul carro, vengono tolti i cugni e si arriva all'arrivo. Probabilmente io ci ho impiegato 50-60 secondi per spiegarvelo. Il record dell'anno scorso, se non lo vedete non ci credete, è di 48 secondi e 62 centesimi. Hanno fatto tutto questo, che è questo tra l'altro, no? Quindi 48 secondi loro hanno fatto tutte queste operazioni. Bellissimo. Poi c'è il contorno diciamo, di chi assiste, che è diciamo, una bellissima serata. Insomma, qui è il paese che esce a vedere quello che succede. Questo il taglio di Agadia. A quel punto, dall'anno dopo, avevamo 3 giornate, perché il venerdì facciamo le prove del Palio, che determina la griglia di partenza della domenica, del Palio vero e proprio, il taglio di Agadia e il Palio, quindi 3 gare, se vogliamo, e a quel punto classifica a punti, che così, oltre la squadra potrebbe vincere il Palio, ma non vincere la classifica a punti, quindi un trofeo per la classifica a punti. Qui dobbiamo ringraziare la famiglia Bertuola che già da quegli anni fornisce diciamo, i trofei da consegnare alle squadre che vincono. Poi 2006, come si dice, l'appetito viene mangiando, i piccoli bisnenti, ma la motivazione era questa, una funzione sociale per far interessare appunto i ragazzini che normalmente in quegli anni erano i figli di chi partecipava al Palio Grande, che dicevano perché non possiamo anche noi? E allora abbiamo fatto, dividendoli nelle varie categorie per anno, perché chiaramente un ragazzino di 5 anni non è come quello di 16, però l'intenzione nostra, e che sta assolutamente funzionando, quest'anno abbiamo 80 ragazzini iscritti, tra ragazzini e ragazzine chiaramente, la nostra intenzione era quella, bene, dai 5 anni ai 16 partecipi ai piccoli bisnenti, dai 17 passi al Palio dei bisnenti, chiamiamolo di grandi. Quest'anno mi sembra di capire che abbiamo 6 o 7 tra ragazzi e ragazze che hanno fatto tutto il percorso, cioè prima i piccoli e poi il Palio dei grandi, e questa era la nostra intenzione di quell'anno. Diciamo che crescono di palio in palio. Perfetto, esatto. Vengono svezzate di palio in palio. Sì. Il bello di quest'anno è che abbiamo visto
qualcuno che ha partecipato alle prime edizioni, 2001, 2002, 2003, magari già allora aveva 30-35 anni, adesso è in pensione e viene al Palio, chiaramente perché ha i figli, i nipoti, no? Ecco, quindi questa ci dà forza questa per andare avanti, assolutamente. Poi nel 2017 invece abbiamo inserito le paesane bisdenti, siccome qualche squadra aveva iscritto, allora il numero minimo era di 2 ragazze per concorrere al Palio, che sono quelle che vanno a incappucciare la guardia, però qualche squadra aveva inserito più di una ragazza, quindi 3, 4, 5, allora vedete bene, facciamo un Palio di sole paesane. Nel primo anno, quindi il 2017, si è iscritta, se vogliamo, la sola contrada di Via Bolè, quindi è stata la pioniere di questa cosa. Considerate che già nel 2018 le squadre erano diventate 4, quindi anche questa cosa ha funzionato praticamente da subito. Poi nel 2022 abbiamo inserito il miglior tempo nelle prove del venerdì, quindi abbiamo fatto trasformare in un trofeo anche quella gara, e da lì è partito il trofeo Moreno Perin e Denio Zuliani. Qui voglio spendere 2 parole, perché Moreno e Denio sono 2 persone che hanno fatto parte attiva del Comitato Palio. Moreno, data la sua esperienza lavorativa, era il direttore dei lavori, praticamente, sempre presente con tantissime idee. Ennio, col suo modo di fare estremamente concreto, è stato anche per alcuni anni presidente del Comitato. Poi, se vogliamo, dal 2007 noi abbiamo voluto fare delle azioni per il sociale, cioè non doveva essere chiuso in se stesso, ma dovevamo fare qualcosa anche per la comunità. Quindi per la prima volta, siccome avevamo i bozzetti dei vari artisti, dei vari drappi degli anni, abbiamo fatto un'asta in quell'anno. Con il risultato dell'asta abbiamo acquistato degli strumenti sanitari che abbiamo consegnato al comune in modo che i cittadini al bisogno potessero usarli gratuitamente. L'anno dopo abbiamo aiutato per la costruzione di una scuola in un paese della Patagonia. Abbiamo collaborato per 2 o 3 anni con l'associazione Sogni Onlus di Rudy Zanatta, e successivamente, faccio solo degli esempi, abbiamo collaborato con la Latteria Montello per sostenere la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus, e poi tante altre che insomma abbiamo fatto negli anni. Ecco, da quest'anno siamo diventati Ente Palio dei Bisnenti ODV, quindi abbiamo detto adesso bisogna non rifondare, proseguire nella maniera giusta. Allora intanto voglio ringraziare dal 2001 tutti quelli che si sono susseguiti nel comitato. Considerate che senza di loro io da solo non avrei fatto praticamente niente, naturalmente. Nel comitato negli ultimi 10 anni forse, o forse anche di più, di fatto eravamo in 5, quindi io, Gloria, Matteo, Marco e Andrea, che abbiamo portato avanti tutte le organizzazioni. Ecco, forse non l'ho detto all'inizio, oltre che essere l'ideatore della prima edizione, io sono l'unico rimasto nell'organizzazione per tutte le 24 edizioni, quindi appunto sono la memoria storica. Allora, parliamo un po' dei drappi. Allora, i drappi dal 2002 al 2025 sono di 3 autori diversi, quindi Roberto Marchiori, Mario Marcon e Angelo Bonotto, che abbiamo qui presente. Tutti questi drappi raffigurano, fino alla 23esima edizione, delle situazioni dei bisnenti, quindi le carceri, quindi i bisnenti che scappano, oppure che vengono fermati dalle guardie che poi finiscono in prigione, quindi un drappo sulle prigioni. Quindi tutte le 23 edizioni erano incentrate in questo. Questo per anticiparvi un po' invece il drappo del 2026, che è diverso da tutti gli altri. In pratica, siccome abbiamo detto come nuovo Ente Palio non dobbiamo restare chiusi in noi stessi, ma dobbiamo allargarci. Tra l'altro noi quest'anno abbiamo cominciato ad invitare tutti i pali della nostra zona, in pratica della provincia di Treviso, e abbiamo chiesto loro se magari dal prossimo anno ci fosse uno scambio, magari loro vengono da noi a fare una dimostrazione, noi andiamo da loro, proprio per far conoscere di più le nostre realtà. Il nuovo drappo,
che adesso vi faremo vedere, ha questa Lo facciamo entrare? Sì, beh, a questo punto sì. Facciamo entrare il drappo di quest'anno, lo mettiamo qui al centro della sala stampa. Vi posso confermare, perché sembra fatto apposta, che è stato ideato in dicembre dell'anno scorso, quindi molto prima che noi sapessimo di dover venire qui oggi, quindi non c'è una relazione diretta. Ah, ok. Assolutamente. Allora, il muro dell'Arsenale, il Bucintoro, la bricola, che è un classico, in pratica di legno utilizzato, quindi la nave, la bricola, il muro dell'Arsenale. Sì. Lo possiamo svelare. Ecco qui. Eccolo. E quindi appunto dicevamo, l'acqua, Venezia, la bricola, Senza microfono non si sente niente. scusate, quindi la bricola che è caratteristica in pratica, il Bucintoro, il muro dell'Arsenale e il Montello con i suoi alberi, che erano quelli che poi venivano, diciamo, servivano per fare tutto questo. Quindi questo è un po' il legame tra la Serenissima e il Montello. L'altra cosa che appunto è già stata anticipata, per il prossimo anno noi vorremmo fare un paio di convegni serali pre-Palio incentrati proprio la Serenissima e il Montello, quindi sicuramente cercheremo di Sarà un'occasione in più per parlarne alla prossima conferenza stampa, se avrete Perfetto. voglia di essere qui ancora tra di noi, io lo spero, per la 25esima edizione. Presidente, c'è un'altra novità che dobbiamo presentare perché abbiamo ancora 5 minuti, Sì. ed è il logo dell'ente Palio, Sì, che è questo. che è questo qui proiettato dietro di noi. Spostate. Ecco qui la cosa... Allora, dietro di lei, diciamo, il logo storico, no? Se non erro. Perfetto. Questa è una rappresentazione grafica più moderna, più attuale, se ce la vuole illustrare brevemente. Io chiamerei l'autore, Carlo Martignago, Prego, allora. che ci spiega eventualmente proprio come è riuscito a passare da un dipinto a questo punto a un logo dei nostri anni in pratica. Prego, venga al podio. Grazie, Presidente. E per finire vi aspetto a Giavera 24, 25 e 26 e buon Palio a tutti. Grazie. Allora, Carlo Martignago, realizzatore del logo che vediamo alle nostre spalle, che spero che possa anche la regia inquadrare in questo momento per chi ci sta seguendo. Ci dice che ispirazione ha avuto, diciamo, dal dipinto alle sue spalle e cosa ha voluto che ci fosse ancora in questo logo, ovviamente sicuramente più grafico, più fresco, più attuale, più comunicativo, ma che mi pare che non perda i legami con la storia. Buongiorno. Assolutamente l'ispirazione è stata estremamente semplice, anche perché nella riunione che c'è stata questa primavera, quando ha preso vita il neocostituito ente Palio, la scelta è stata quella di rinnovare, come si diceva, di rinfrescare l'immagine, il logo, in modo tale che possa essere maggiormente aderente a quelli che sono i canoni della moderna grafica. Un logo più riconoscibile, un logo più semplice e con tutti i canoni che un logo deve avere. L'ispirazione è stata semplice, praticamente partendo dalla tradizione più profonda del primo drappo, in cui l'elemento principale, il logo, cioè la parola, il discorso dal greco, è il bisnent con la fascina. Questo bisnent schiacciato dalla fatica, oltre che dal rischio dell'azione che sta compiendo, è stato mantenuto proprio perché è il fulcro di tutto il palio, è il bisnent, ed è rimasto assolutamente, credo doverosamente, anche nel logo.
Poi si è voluto comunque, a differenza del drappo originale, si è voluto maggiormente ricalcare quello che può essere un altro elemento distintivo, che è quello della collina, che è quello del montello che si intravede ai piedi del bisnent. Un albero e poi, perché anche per aggiungere un ulteriore elemento identificativo, la ruota sullo sfondo, che è quella del carro con cui si svolge la manifestazione, su cui si svolge la manifestazione e la competizione. È un logo che col tempo magari potrà essere adattato, potrà essere arricchito, quant'altro, perché i loghi non nascono e non mancano, sono fatti anche per non rimanere mai sempre identici, però secondo me è un buon punto di partenza per il futuro, in modo tale che questa manifestazione possa essere riconosciuta anche a livello, non solo nel momento in cui si costituisce, si svolge la manifestazione, ma anche dopo, magari in momenti comunicativi o magari momenti di comunicazione extra manifestazione. Questo è quanto, grazie a tutti quanti e comunque buon lavoro a tutti quanti. Congratulazioni, grazie, sì. Un logo più facilmente replicabile, capace di essere adattato, speriamo, in futuro a magliette, cappellini. Chissà che non siamo capaci di dare via una linea di merchandising del Palio dei Bisnenti, capace di sostenere le attività del Palio, ma anche, diciamo, le finalità benefiche alle quali vi siete associati negli anni per tanti anni e vorrete continuare a fare. Allora vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio coloro che ci hanno seguito attraverso i nostri canali social, che hanno conosciuto qualcosa del nostro territorio e hanno potuto appuntarsi le date del Palio e alle quali, diciamo, al quale sono sicuramente tutti invitati. Ci salutiamo facendo così, dandoci appuntamento tra un anno per i 25 anni, visto che il sindaco e il presidente hanno già idea di come rendere questa tappa dei 25 anni, che insomma che è simbolica, ecco, ancora più pregnante rispetto alle manifestazioni finora fatte. Ci vediamo quindi a Giavera del Montello per il Palio dei Bisnenti, ci vediamo a Palazzo Ferrofini tra un anno. Grazie a tutti.